Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine che ha un suo preciso corrispettivo nel linguaggio italiano e che ha però assunto un significato un po' particolare nella vulgata napoletana. Il termine in questione è stutare. Stutare deriva dal latino ex, via da e tutare, che vuol dire proteggere e colmare. Stutare in napoletano vuol dire spegnere e se per il suo, come il suo antitetico appicciare, prima era utilizzato solo per quanto riguarda il fuoco o situazioni similari. Oggi viene utilizzato anche per apparecchi tecnologici come TV e televisioni. Nel linguaggio comune stutare si utilizza soprattutto quando si zittisce una persona in una discussione. L'hai stutato, l'hai spento, nel senso che l'hai zittito, non replica più. Altro però significato, soprattutto legato alla malavita, si intende quando l'hai stutato nel senso di l'hai ucciso. E qua si trova un curioso corrispettivo, sempre nell'origine tutare, da cui è derivato il francese tuer, che vuol dire uccidere. Quindi anche in napoletano ha assunto questo tipo di significato stutare. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata dei Pillole di Napoletano e come si dice a Napoli, ciao brim!